Bentrovati, parliamo questa mattina di montagna, di progetti per la montagna, di una visione comune per la montagna offerta da un gruppo di giovani amministratori che si sono uniti, che hanno dato vita a CUMO. CUMO è l'acronimo di Carnici Uniti per la Montagna, ma è anche un CUMO, un adesso, una voglia di agire, così lo chiediamo a Marco Craighero, che oltre a essere amministratore, assessore comunale a Tolmezzo, è anche uno dei portavoce appunto di questa rete, di questa associazione che è stata creata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Un CUMO dunque che porta a una voglia di agire e subito. Che cosa vi ha portato ad unirvi e che cos'è CUMO innovativa? Lo spiegate anche nella forma che vi siete dati, insomma raccontiamola e diamo uno sguardo d'insieme a questa realtà che avete creato. Sì, CUMO è una rete di giovani amministratori dei comuni della Carnia. e è partito da un'idea così che abbiamo avuto io e Luca Scrignaro, vice sindaco del comune di Paluzza, che ci siamo detti, ma forse è il momento di iniziare a pensare a un collegamento tra ragazzi che si sono impegnati nell'amministrazione pubblica e che hanno voglia di dare una visione, degli spunti e un contributo fresco, nuovo al dibattito sullo sviluppo locale del nostro territorio. Abbiamo colto un po' l'occasione del fatto che c'è questo rinnovamento, questo cambio dell'ente sovracomunale che passa da UTI a Comunità della Montagna, che si è appena avviato, e abbiamo detto l'occasione, è stato approvato lo statuto nei vari consigli comunali dell'ente sovracomunale, proviamo a dare anche noi un contributo, proviamo a vedere se c'è qualche altro amministratore interessato, e così ne è nata una rete. Abbiamo lavorato un po' sui nostri contatti, mettiamo insieme in questo momento 12 comuni per un gruppo promotore di 17 amministratori, e abbiamo scritto questo manifesto dove facciamo un po' il nostro punto della situazione, diciamo, le nostre idee, la nostra visione di una Carnia che deve guardare al futuro e a un rinnovato ottimismo verso il domani. Vi siete Consci organizzati? di avere tante opportunità, tante difficoltà, anche perché insomma il territorio montano presenta tante difficoltà, delle caratteristiche particolari, ma anche, come dicevo, tante opportunità e tante potenzialità che vanno sviluppate e colte per rilanciare la terra di Carnia. Parlavi appunto del fatto che insomma, il contesto è stato anche quello appunto del cambio della natura insomma, dell'ente che poi riunisce insomma, i comuni della montagna. L'evento, diciamo la pandemia, ecco, ha accelerato in questo senso. È stata anche questo qualcosa che vi ha portato a parlare appunto di come affrontare le difficoltà e di come dare invece, di come valorizzare quelle che possono essere le opportunità, perché la montagna in questo periodo ha vissuto insomma grosse difficoltà, ha vissuto anche dei momenti in cui però, come la scorsa estate, è stata diciamo destinataria di un rinnovato interesse. Questo inverno tutt'altro, insomma, perché purtroppo poco si può fare, quindi insomma anche dal punto di vista proprio dell'emergenza pandemica, come la sta vivendo della montagna dal vostro punto di vista e quanto ha contato sui ragionamenti che state facendo? Diciamo che ha avuto il suo peso anche questa fase, perché ci ha dimostrato come ci sia ancora di più la necessità di agire con una visione complessiva del nostro territorio e non come singoli comuni. Ogni comune ha avuto le sue difficoltà, le sue problematiche evidenti all'interno di questo periodo. Però questo periodo ci ha mostrato anche come, lo dicevi anche tu nel periodo estivo, insomma, primariamente, questo territorio possa avere l'opportunità
darsi un modello di sviluppo attuale anche con i tempi. Abbiamo pensato per esempio alla visione di un turismo lento, sostenibile, distanziato anche di questi tempi, e quindi il nostro territorio carnico ha quelle caratteristiche, quelle opportunità per una visione che cambi un po' anche il paradigma sociale che va per la maggiore, e quindi quello dei grandi centri abitati, mentre noi possiamo offrire una prospettiva diversa, che è quella di un ritorno anche al contatto con la natura, alle bellezze del territorio, e proprio anche la valorizzazione del carattere paesaggistico in chiave di sviluppo locale, in chiave ovviamente di un turismo, come dicevo, sostenibile e attento anche all'ambiente, che è un tema fondamentale anche dell'oggi. Strategia, è la parola che insomma chiave, questo che insomma immaginate e chiedete, proponete. Sì, esatto, chiediamo l'idea di avere una visione complessiva, che l'ente sovracomunale non sia poi un semplice mero erogatore di servizi, ma si colga l'opportunità che questo ente diventi un vero ente di programmazione comprensoriale, e noi ci siamo divisi in categorie, perché abbiamo deciso poi, cioè questo manifesto che lo si trova sul nostro blog, perché poi abbiamo aperto un blog, una pagina Facebook e una pagina Instagram come canali di collegamento, di comunicazione con le persone. Abbiamo anche deciso di dividerci in quattro macro aree, quindi in quattro sottogruppi, andando ad analizzare i temi del benessere, della concretezza, del futuro e dell'armonia, e sono questi i nomi delle quattro aree che racchiudono un po' quelle che sono le tematiche che si vuole andare a raccontare, quindi quelle del tema del lavoro da una parte, del tema del benessere, la cultura e la scuola, il commercio, insomma ci sono varie tematiche racchiuse all'interno di queste macro aree, e su queste noi stiamo sviluppando un documento che è in fase di elaborazione, che arriverà insomma in questi giorni, che presenteremo al futuro presidente della comunità di montagna, dove noi andremo a raccontare un po' quelle che possono essere le nostre proposte, le nostre idee, divise su queste aree, ma lo vogliamo vedere come un documento aperto, nel senso non come un punto di arrivo, ma un punto di partenza, però con la ferma e concreta volontà che un punto di arrivo ci sia, perché tante volte si è ragionato del territorio carnico, delle possibilità e di questo genere di aspetti. Noi speriamo e vogliamo che questa sia la volta buona in cui si riesce a fare anche qualche passo concreto in avanti. E dicevo, lo vorremmo vedere come un documento aperto, nel senso in cui adesso di questi tempi ci sono tutte le difficoltà dell'incontrarsi, infatti anche noi come gruppo ci siamo sempre visti sulle piattaforme digitali, e speriamo appena sarà possibile di poter fare anche dei passi in avanti, incontrandosi con le persone, creare dei momenti pubblici, degli incontri pubblici, delle assemblee, dove poter dare voce anche a tutte quelle persone che magari hanno tanto da dire, voglia da raccontare, portatori di interesse o anche semplici cittadini che vogliono dare uno spunto e un contributo, e da questo continuare a elaborare quella che sarà la proposta che presenteremo nei prossimi giorni, quindi lasciandola proprio aperta in divenire ai contributi e agli stimoli che arriveranno di volta in volta. Ecco, immagino che insomma le proposte siano diverse, nel senso numerose e articolate, ma alcune priorità assolute, secondo voi, insomma alcuni interventi primari, alcune politiche, chiamiamole in senso più ampio, primarie, quali sono, se ce le puoi anticipare? Allora, beh, sicuramente sarà fondamentale il tema del lavoro, cercando di trovare una strategia, una sinergia per rilanciare anche gli insediamenti produttivi nel territorio carnico,
e poi noi pensiamo anche alla possibilità di valorizzare il lavoro a distanza e su questo mi riallaccio anche al tema che si diceva delle opportunità o delle difficoltà del tempo della pandemia che ci hanno fatto riflettere. Il tema del lavoro a distanza è diventato quanto mai attuale nei tempi odierni e pensiamo che si possa magari studiare una politica di incentivi per chi lavora da casa, intesa in questo senso dal proprio territorio, magari chi lavora per aziende anche che non sono insediate qua, ma decide di rimanere qua perché nella nostra terra di carne vuole crescere e continuare a coltivare le sue radici, avere degli incentivi per poter restare qua pur facendo un lavoro smart e magari incentivare anche dei luoghi che possono essere dei coworking dove mettere insieme idee, pratiche e condivisione strutturate un po' sulle vallate. Su questo poi si serve al discorso del collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, su cui abbiamo ragionato molto, e quindi creare un maggiore collegamento tra la scuola e le aziende locali per creare dei percorsi che possano proprio collegare la formazione con quello che è poi l'inserimento nel mondo lavorativo e su questo c'è la bella esperienza che si sta costruendo del polo tecnico professionale dell'economia della montagna che vogliamo insomma valorizzare e rafforzare. E poi pensiamo anche all'idea sul tema della scuola di provare ad ampliare il percorso degli indirizzi professionali che ci sono nel nostro territorio, quindi magari anche andando a cercare qualcosa, la possibilità di aprire un indirizzo in chiave turistica per quello che è la Carnia, che si colleghi alle bellezze e alle opportunità del nostro territorio. Un'ultima Oppure, cosa, ma non secondaria, volevi concludere, scusami. no, no, dicevo poi ci sono tanti, veramente Sì, sono tanti gli argomenti, poi avremo magari modo di approfondirli chiaro, abbiamo focalizzato insomma in intanto altri argomenti. chiaramente le cose principali. Dicevo un aspetto, io prima vi ho definito un gruppo di giovani amministratori, ma è così e non è una cosa secondaria, insomma. Ecco, siete delle mosche bianche, siete rari o è un segnale positivo anche nel senso di partecipazione attiva da parte appunto delle nuove generazioni alla vita politica della Carnia, un segnale che interpretate in senso positivo? Sì, no, lo interpretiamo in senso positivo, nel senso che non credo che siamo delle mosche bianche. È vero che di sti tempi c'è meno propensione alla vita pubblica inteso come ambito politico, perché forse c'è anche un po' di scoramento tra la politica e la popolazione, la gente. Ma vediamo che almeno sull'ambito locale c'è ancora quel sentimento di connessione e ci sono comunque tanti giovani che si interessano, chi poi si mette in prima linea, come facciamo noi, chi lo fa con altre forme di contributo, soprattutto nel mondo associazionistico che poi Mhm. viene a contatto diretto con noi amministratori. E anche su questo vi stiamo ragionando nel documento che stiamo scrivendo, sulla creazione di percorsi partecipativi e una maggiore armonizzazione a livello carnico complessivo di quello che è il mondo associazionistico e di quelle realtà che si mettono in gioco per porre i temi fondamentali della nostra terra, quindi anche creando delle conferenze, dei forum che possano agevolare questi processi partecipativi nell'arrivare alle decisioni sui temi fondamentali della nostra terra. E quindi insomma crediamo che ci siano tanti ragazzi che hanno voglia di esprimersi, di partecipare, anche perché sono stati tanti i feedback che abbiamo ricevuto. Una volta Ricevuto. uscito il manifesto hanno cominciato a contattarci tante persone e soprattutto tanti ragazzi che dicono wow, che bella cosa che avete fatto, ci farebbe piacere darvi una mano e dare anche noi la nostra visione della cosa e vedere cosa poi ne nasce nel proseguo. E allora buon lavoro e buona giornata. Grazie a Marco Craghero per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, grazie a te, ciao, A buona giornata. presto. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui ore 7.